Al lavoro negli 820 seggi sparsi nella Marca perché tutto sia pronto domani quando alle 7 si apriranno le urne. In provincia di Treviso poco meno di 750.000 gli elettori chiamati al voto per il rinnovo della presidenza del Consiglio regionale e per eleggere in 4 comuni il nuovo sindaco. Si voterà nella sola giornata di domani con urne aperte fino alle 23. Poi via lo spoglio per la regione, mentre per lo scrutinio dei comuni si dovrà attendere alle 14 di lunedì. Grande attesa per le elezioni regionali che per la prima volta saranno regolate dalla nuova legge elettorale regionale che abbassa il numero dei consiglieri da 60 a 51. I consiglieri eletti saranno divisi tra le 7 province, 9 quelli assegnati a Treviso. Possibile il voto disgiunto, ovvero gli elettori potranno esprimere una preferenza per un candidato presidente e contemporaneamente per una lista non collegata allo stesso. Ma non ci sono solo le elezioni regionali in questa tornata elettorale. Nella Marca, in 4 comuni i cittadini sono chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale. 15 candidati sindaci in corsa, 6 a Spresiano, 2 ad Arcada e Vidor, 5 candidati e 12 liste a Castelfranco, unico comune al voto con più di 15.000 abitanti, per il quale si prospetta il ballottaggio il 14 giugno nel caso nessuno dei candidati raggiunga il 50% più 1 delle preferenze. Ma c'è una grande incognita dietro l'angolo per queste elezioni. Si tratta del pericolo astensionismo che per ragioni diverse rischia di essere il vero vincitore. Questa volta rispetto a 5 anni fa si vota un giorno solo, dalle 7 alle 23 di domenica, e quindi non si vota il lunedì. Per il solo fatto di non votare lunedì alcuni punti in meno di astensioni sono facilmente prevedibili. In secondo luogo, come tutti sanno, ormai si vota in mezzo a un ponte lunghissimo. Chi non rinuncia al ponte rinuncia a votare. Nelle democrazie mature i cittadini percepiscono il voto sempre più, come in effetti è, un diritto e non un dovere. Allora, se il voto è un diritto, ha anche il diritto di non andare a votare.